Continua a crescere l'incidenza settimanale dei nuovi casi di infezione da Covid in età scolare, che ha raggiunto i 125 per 100.000 abitanti, valore ben al di sopra della soglia di sicurezza che consente un corretto tracciamento dei 50 casi per 100.000. In Veneto l'incidenza maggiore si registra nella scuola primaria con 444,1 su 100.000, diminuisce invece nella secondaria di primo grado con 321,8 e quella di secondo grado con 259,9 casi per 100.000. Questi numeri hanno spinto il Ministero a rivedere il protocollo per la quarantena negli istituti. Questo protocollo viene sospeso, che si traduce nel fatto che se c'è un caso in una classe, indipendentemente che si tratti di una scuola primaria di secondo grado o scuola secondaria di secondo grado, praticamente tutto il resto della classe va in quarantena. Quarantene di conseguenza DAD che scattano in presenza di un solo e non più 3 positivi in una classe. Questo spiega la dottoressa Russo nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Per chi è vaccinato il rientro a scuola è previsto dopo 7 giorni, 10 invece per i non immunizzati. La decisione del Ministero nasce dall'incremento di contagi nella popolazione più giovane, ma anche per i timori legati alla nuova variante Omicron, di cui si hanno ancora poche informazioni certe, se non che presenta molte mutazioni, ma non si sa come questo influirà sul decorso della malattia. Secondo le previsioni, Omicron andrà a sostituire le precedenti varianti in circolazione. Fino a ieri sera in Veneto non c'era stato alcun sequenziamento della nuova mutazione. Durante il fine settimana ci sono stati segnalati 13 soggetti che rientravano dal Sudafrica, sono state avvertite le ULSS nella nostra regione, sono state avvertite le ULSS dove queste persone erano praticamente si recavano o erano residenti, sono stati contattati, messi in quarantena, fatti i tamponi a loro e anche ai loro contatti. Al momento sono tutti negativi.